Non solo Prosecco, c'è una nuova avvincente sfida enologica per la marca trevigiana e si chiama Malanotte del Piave DOCG. Una denominazione giovane istituita nel 2011 ma depositaria di una tradizione antica, quella del raboso, che intreccia strettamente la sua identità a quella del territorio. La sfida che i produttori e il Consorzio Vini Venezia hanno raccolto dalla Confraternita del Raboso, ovvero custode di questa tradizione, è quella di riuscire a valorizzare un vino che ha una storia autentica da raccontare. Il fenomeno Malanotte del Piave sta crescendo, non sta crescendo a numeri iperbolici, però sta crescendo, quindi è importante perché comunque il consumatore lo sta riconoscendo, lo sta conoscendo e riconoscendo e lo sta apprezzando, perché la base qualitativa è molto elevata. Nei giorni scorsi la nuova denominazione del Piave è stata al centro di una rassegna di eventi gravitati intorno alla cantina sociale di Tezze e soprattutto al borgo Malanotte, cuore paesaggistico e antropologico di questo prodotto, cui ha dato anche il nome. Un'occasione per riflettere sul futuro della massima espressione del raboso insieme ad ospiti autorevoli come il professor Attilio Scienza e l'imprenditore della moda Franco Malenotti. Solamente con un'azione molto forte, direi cogente, con tanti attori. Gli attori sono i consorzi, gli attori sono la regione, gli attori sono i produttori, cioè la filiera. Solo con un'azione di filiera noi riusciamo a portare questo nome lontano da questo territorio e farlo conoscere a delle persone che altrimenti non sanno neanche dov'è l'Italia molto spesso. Non dico il Veneto, non dico Tezze di Piave, ma neanche l'Italia. Il vino italiano è automaticamente internazionale, mentre per tutti gli altri prodotti, per tutti gli altri generi, bisogna fare una fatica terribile per arrivare a livello internazionale. Il fatto che il vino porti con sé la parola italiano lo fa diventare automaticamente un prodotto internazionale. Ad onorare il Malanotte del Piave anche l'europarlamentare Giancarlo Scottà, che già aveva inserito il raboso in una delegazione di 6 eccellenze trevigiane portate al Parlamento di Bruxelles. Anche questo raboso, questo rosso favoloso, l'abbiamo appena portato in Europa per farlo assaggiare, perché io dico non c'è miglior politica dell'assaggio e il marketing è quello che ce lo dice tutta. Quando si è assaggiato un prodotto ed è buono, sicuramente rimarrà nel nostro interno e quindi ce lo ricorderemo. L'importante è dare la specificità del territorio. Noi abbiamo una grande fortuna di essere sulle terre veneziane e su questo gioco dovremo lavorarci molto.